Buonasera dallo stadio Franco Ossola, anche qui sono attesi due verdetti. Il Siena rincorre i play-off, deve vincere per essere sicuro, negli altri casi dipenderà dai risultati che arriveranno dagli altri campi. Il Varese proverà dal canto suo a centrare la salvezza diretta, obiettivo questo oggettivamente molto complicato, neppure una vittoria infatti potrebbe bastare alla squadra prealpina per evitare i play-out. Insomma, anche qui 90 minuti batticuore da vivere tutti d'un fiato. Subito le formazioni, partiamo dal Varese, il 4-4-2 di Bettinelli e Belluzzo, Bastianoni in porta, Fiamozzi, Rea, Trevisan e Grillo in difesa, Zecchin, Barberis, Damonte e Di Roberto a centrocampo, Pavoletti e Neto Pereira sono i due attaccanti. Il Siena, il 4-2-3-1 disegnato da Mario Beretta, il grande ex di questa partita, 3 stagioni, lo ricordiamo, sulla panchina lombarda. Tra i pali c'è Lamanna, in difesa Angelo, Belmonte della Fiora e Feddal, Vergassola e Valiani in mediana, Rosina, Giacomazzi e Rafa Giordà, lo spagnolo sulla tre quarti, Scapuzzi è l'unico attaccante. La direzione della partita è affidata a Claudio Gavillucci di Latina. Anche a Varese la serata è tiepida, 22 gradi la temperatura studio. Attenzione, c'è un calcio di rigore per il Varese al 22esimo minuto per l'atterramento, anzi è quasi tutto pronto, ma vi chiederemo la linea al momento del tentativo di trasformazione. Cesena che manovra ancora. Attenzione, ma Varese è tutto pronto per il calcio di rigore in favore della formazione di casa. Momento davvero decisivo. Pavoletti sul pallone, dunque Pavoletti contro Lamanna. La porta è quella alla nostra sinistra. Il destro dell'attaccante del Varese e il gol. Si sblocca dunque il punteggio allo stadio Franco Ossola. Il Varese è in vantaggio al 23esimo minuto del primo tempo con il suo cannoniere, con Leonardo Pavoletti. Per lui 20esimo gol in campionato. Dunque Varese 1, Siena 0 a linea. Attenzione, calcio di rigore per il Siena, a più tardi per il tentativo di trasformazione. Attenzione, ma è tutto pronto a Varese. Attenzione per il calcio di rigore, stavolta in favore del Siena. C'è Alessandro Rossina sul pallone, il sinistro di Rossina, il palo e il pallone che viene respinto. Dunque non cambia il punteggio, l'esultanza dei tifosi dello stadio Franco Ossola, l'esultanza dei tifosi del Varese. Dunque Varese 1, Siena 0. Rossina ha sbagliato un calcio di rigore a te la linea. Pareggiando con il Cittadella, il Siena. Attenzione, il terzo calcio di rigore di questa partita. Varese stavolta ancora in favore dei padroni di casa. Siamo al 50esimo minuto con il Varese in vantaggio per 1-0 a più tardi. Si scusa Russo, ma è pronto a Varese Luigi Falcone per il tiro dagli 11 metri in favore del Varese. Siamo proprio allo scadere di questa partita, siamo nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Dunque Falcone contro Eugenio Lamanna, poi il direttore di gara manderà tutti negli spogliatoi perché il cronometro segna adesso 50 minuti. Dunque è tutto pronto, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. La porta è quella alla nostra sinistra dove sono sistemati proprio i tifosi del Varese. La rincorsa di Falcone, il destro di Falcone e il gol per il 2-0 del Varese. Dunque Varese 2, Siena 0 a te la linea. Il finale del Franco Ossola, Varese batte Siena 2-0 a te la linea.